gialla, ma avverte Zaia, bisogna prestare massima attenzione perché il passo verso l'arancione è breve. Intanto giovedì 13 maggio il commissario Figliuolo sarà in Veneto. Il caso tamponi rapidi indagato dalla Procura di Padova Andrea Crisanti dopo la presentazione di una segnalazione da parte di Azienda Zero, diffamazione della sanità veneta e reato contestato. Il caso dei banchi a rotelle stoccati nei magazzini della provincia di Padova inutilizzati, la Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti a Palazzo Santo Stefano che ha fornito una relazione dettagliata. Maxi sequestro, 7 milioni di mascherine, saturimetri non conforme agli standard di sicurezza, l'operazione dei finanzieri del comando provinciale di Padova. Tragedie sul lavoro questa mattina a Montebelluna, un giovane operaio di 23 anni è morto schiacciato da un bancale di Ponteggi che si è staccato dalla gru che lo stava sollevando. 3 milioni di euro vinti in meno di 15 giorni da un 40enne brasiliano con 2 giocate al gratta e vinci, 2 vittorie che hanno sollevato i sospetti dell'autorità di vigilanza, aperta un'inchiesta a Verona. Ieri gli ultimi preparativi, oggi l'attesa riapertura dei cinema, l'entusiasmo degli spettatori alla prima proiezione. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, il Veneto rimane in zona gialla, ma bisogna davvero prestare la massima attenzione perché il passo verso l'arancione è corto, così il presidente Zaia nel consueto punto stampa che poi annuncia giovedì 13 maggio il generale Figliuolo sarà in Veneto. Sono 2 settimane che i contagi continuano a diminuire, ma in questi giorni di riaperture si è visto qualche assembramento da spritz. La prova del 9, spiega Zaia, l'avremo questo fine settimana anche se il meteo sarà avverso. L'indice R con T è di 0,86 e l'incidenza è di 129 casi su 100.000 abitanti. Attenzione che 2 dati, 0,86 e 129, non è che è da far festa. Siamo gialli, ma non è da far festa. Cioè 0,86 vuol dire che siamo sempre a pochi scalini, a pochi gradini da 1, che vuol dire passare in arancione. Sul fronte vaccini il Presidente rinnova l'appello a chi ha più di 60 anni a prenotare la vaccinazione. Solo nella giornata di ieri ci sono state più di 100.000 prenotazioni tra gli over 60 e ci sono ancora 64.000 posti liberi. Dai 60 ai 69 anni ci sono ancora da vaccinare 458.000 persone su 558.000, 242.000 sono invece prenotati ad oggi. Il portale per i sessantenni resterà aperto fino al 19 maggio. Prima riusciamo a chiudere anche la partita di 60-69, comunque di chi deve essere ancora vaccinato da sopra i 60 anni, prima chiudiamo, prima apriamo la categoria dei cinquantenni. E a questo punto, se tiriamo forte così, io dico che potrebbe essere l'obiettivo di portare i quarantenni prima dell'estate ad essere vaccinati. In Veneto le forniture di questa settimana sono 151.100 dosi di AstraZeneca, 12.800 Johnson & Johnson, 20.500 di Moderna, 185.000 di Pfizer. Sulla questione poi dell'Europa che non vuole rinnovare il contratto con AstraZeneca a giugno, Zaia spiega. Intanto devono far chiarezza sui richiami. Certo. Perché tu interrompi e vorremmo capire se garantiscono i richiami o se deliberano di fare richiami con vaccini terzi, no? Con Pfizer, Moderna. Inoltre c'è un incremento importante di Pfizer, dopodiché ci si sta avviando ad una stagione autunnale dove i vaccini avranno bisogno di essere ritarati a seconda delle varianti, come accade con quelli anti-influenzali. Ultimo punto toccato riguarda il Recovery Fund. Cercheremo di vedere, di capire, questo è il vero tema del quale si dovrebbe parlare in queste ore, cioè di capire questi oltre 200 miliardi di euro che ricaduta avranno in Veneto. La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, lo ha detto oggi l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. L'ok è arrivato ieri dalla Conferenza delle Regioni, approvate le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, parliamo di ristorazione e cerimonie, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimenti ed anche congressi ed eventi fieristici. La Conferenza ieri le ha quindi approvate da parte della Conferenza e poi il Presidente Federica le trasmetteva al Ministero proprio perché siano prese in considerazione per le riaperture, per quelli che sono i passaggi successivi, chiedendo anche un anticipo
rispetto ad alcune scadenze. Centri commerciali, ad esempio, aperti sabato e domeniche, negozi all'interno riaperti in zona gialla da subito. Parchi tematici, è stato chiesto di anticiparne la riapertura al 1° giugno. L'assessore Lanzerin ha poi inoltre parlato delle case di riposo. Sulla riapertura e i nuovi ingressi è stato completato il lavoro. È emersa sempre ieri, nella riunione di ieri, che c'è una richiesta anche della Lombardia che ci sia però un orientamento uniforme e comune. Abbiamo avuto mandato, ha terminato, di riscrivere delle linee guida uniformi uguali per tutta Italia, tenendo anche conto dell'entrata in vigore del Green Pass. Il caso tamponi rapidi, indagato dalla Procura di Padova il microbiologo Andrea Crisanti dopo la presentazione di una segnalazione da parte di Azienda Zero. A far partire le indagini una segnalazione che sarebbe stata firmata da Roberto Toniolo, direttore generale di Azienda Zero. Diffamazione alla sanità veneta, sarebbe questo il reato contestato dalla Procura di Padova ad Andrea Crisanti, il direttore della microbiologia dell'Università della città, titolare di uno studio pubblicato a fine marzo sull'utilizzo dei test rapidi. Proprio sui test rapidi il PM padovano Roberto Benedetti sta indagando con l'ipotesi di frode in pubbliche forniture per verificare se la regione sia stata truffata dalle aziende farmaceutiche che avrebbero venduto test poco efficaci. Secondo Azienda Zero, braccio operativo della Regione, le critiche dello scienziato al sistema di prevenzione della diffusione della pandemia e in particolare all'uso dei test rapidi avrebbero gettato discredito sulla sanità veneta. E sul caso dei tamponi rapidi è tornato il presidente del Veneto Luca Zaia. Noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Punto. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino, no? Il presidente Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin riferiranno martedì prossimo in commissione regionale con i tecnici. Ed ora parliamo invece del caso dei banchi a rotelle stoccati nei magazzini della provincia di Padova, inutilizzati. La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti a Palazzo Santo Stefano, che ha fornito una relazione dettagliata. Non c'è nessuna indagine, c'è una richiesta di chiarimenti datata 24 marzo della Corte dei Conti sulla questione banchi. Eccoli i banchi incriminati che inizio febbraio le nostre telecamere avevano ripreso stoccati nei magazzini della provincia di Padova. Fermi, non ci sono dubbi, sul procedimento giuridico amministrativo che ha portato all'acquisto, su precisa richiesta della Corte dei Conti di Venezia, l'organo di controllo regionale, la provincia di Padova ha inviato tutta la documentazione. Abbiamo già dato corso ancora nei giorni scorsi. Penso che qui si concluda la vicenda in maniera, dal punto di vista dell'aspetto giuridico amministrativo. Abbiamo indicato nel dettaglio tutti gli estremi dei lotti di fornitura dei banchi, abbiamo fornito precisamente tutte le richieste che ci sono pervenute dai presidi e abbiamo fornito anche le informazioni su quelli che sono i banchi rientrati da alcune scuole che poi non li hanno voluti. I banchi fermi, 345, sono a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta. Banchi che nell'incertezza con cui si sono mossi i passi durante l'estate 2020 in vista della riapertura degli istituti erano stati indicati dal Ministero e avevano ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie. Questa è una scelta politica, anche a me non piace, se dovevo fare questa scelta non l'avrei fatta e sono disponibile ogni qualvolta me lo chiedesse di fornire tutta la documentazione tecnica e con me sono disponibili il direttore generale, tutti gli uffici a fornire tutto nel dettaglio.
Siamo ora alla cronaca, maxi sequestro, 7 milioni di mascherine e saturimetri non conformi agli standard di sicurezza, l'operazione dei finanzieri del comando provinciale di Padova. Sequestrati oltre 7 milioni di prodotti tra mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale FFP2 e saturimetri non sicuri per la salute, accompagnati da certificati non validi in Europa o falsificati. Un arsenale pari a 8 tir di merce ritirata dal mercato. L'intervento dei finanzieri del comando provinciale di Padova ha permesso di scoprire un'illecita joint venture tra due imprese, una società e una ditta individuale gestite da cittadini cinesi operanti nella zona industriale di Padova. Usavano una base logistica comune dove stoccare milioni di beni prodotti in Cina, sdoganati in altri stati dell'Unione Europea tramite una società tedesca e una spagnola che li trasferivano alle imprese italiane. Il legale rappresentante della prima società con sede a Padova è stato denunciato alla Procura della Repubblica per frode in commercio e vendita di prodotti contraffatti. Il titolare della seconda, ditta individuale con sede a Treviso, riconducibile allo stesso centro di smistamento, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per aver fornito in etichetta indicazioni fuorvianti. Nel mirino delle fiamme gialle è finita anche una società di Codevigo dove sono state sequestrate 215.000 mascherine pubblicizzate come pediatriche ma in realtà realizzate per essere utilizzate dagli adulti. Si sono costituiti in mattinata Luigi Bergamin e Raffaele Ventura, due dei tre ex terroristi rossi ancora in fuga dopo l'ondata di arresti di mercoledì mattina in Francia. Bergamin si è presentato in mattinata a Palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Poco dopo la stessa cosa ha fatto Ventura. Bergamin si è costituito equivale ad una missione. Il commento oggi da Santa Maria di Sala di Adriano Sabadin, il figlio di Lino Sabadin, il macellaio ucciso il 16 febbraio del 79 a Santa Maria di Sala dai membri del gruppo di proletari armati per il comunismo. Ed ancora a cronaca, questa volta dal Trevigiano, tragedia sul lavoro questa mattina a Montebelluna, un giovane operaio di 23 anni è morto schiacciato da un bancale di ponteggi che si è staccato dalla gru che lo stava sollevando. La disperazione di genitori che hanno appena perso un figlio di 23 anni. Mattia Battistetti, schiacciato da un bancale di ferri per impalcatura, precipitato da diverse decine di metri mentre veniva sollevato da questa gru. Immagini dell'ennesimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina intorno alle 8:30 in via Magellano, a sud degli orti urbani di Montebelluna. Teatro della tragedia questo cantiere dell'impresa Bergamin, che per alcune fasi della costruzione si avvale di ditte specializzate, come per l'innalzamento dell'impalcatura e l'Altedil di Trevignano, dove era assunto il giovane Mattia. Oggi, come da qualche giorno, il 23enne era al lavoro tra i due condomini in costruzione e stava passando da un manufatto all'altro con un collega. Poi, ma questo è il vaglio dei rilievi dello Spisal, questo cavo d'acciaio si sarebbe strappato. Ho sentito un tonfo e subito pensavo che fosse caduta magari un'armatura, un pannello. Era un colpo forte e dopo si è sentito arrivare i pompieri, l'ambulanza. Allora ho previsto che c'era qualcosa di più serio. 15 quintali di ferro tra centine, ponti e rinforzi sono precipitati addosso al giovane Mattia, che in quel momento si sarebbe trovato proprio sotto al bancale in sollevamento, sfiorando invece il collega uscito illeso dall'incidente. Nulla da fare per i soccorsi arrivati dal vicino ospedale. Il 23enne sarebbe morto sul colpo. Subito sono stati avvertiti la mamma Monica, che fa l'insegnante, il papà Giuseppe, che lavora in ospedale. Entrambi successivamente sono stati portati al pronto soccorso per lo stato di grave prostrazione dopo aver visto quanto era accaduto al loro figlio. Disperazione anche dalla sorella Anna, che più tardi ha voluto vedere di persona dove era morto suo fratello. Solo nella tarda mattinata la salma di Mattia Battistetti è stata recuperata dall'ammasso di ferro e lamiere, mentre i rilievi dello Spisal sono proseguiti fino al pomeriggio per stabilire le esatte cause della tragedia. E adesso le ultime novità sul caso di Matteo Cecconi, il 18enne trovato senza vita nella sua camera lunedì scorso.
Si è svolta oggi l'autopsia sul corpo di Matteo Cecconi, il 18enne trovato senza vita nella sua camera lunedì scorso. Ad eseguirla all'ospedale di Bassano il professor Stefano Del Rico dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste su incarico del pubblico ministero Gianni Pipeschi. L'esame autoptico è un passaggio fondamentale per fare chiarezza sulle cause della morte dello studente dell'ITIS Fermi, una tragedia sulla quale ci sono ancora troppi punti di domanda. Il professor Del Rico ha disposto tutti gli approfondimenti del caso, compresi gli esami istologici e tossicologici, per fare finalmente chiarezza sul decesso del giovane. Perché è morto Matteo? Che cosa ha provocato la morte di questo studente modello, rappresentante d'istituto con 1000 passioni? Ha effettivamente assunto qualche sostanza o qualche farmaco? Un gioco, una strana sfida finita male? La famiglia, gli amici, la scuola? Tutti hanno bisogno di capire, hanno bisogno di risposte. Perché è morto Matteo? Al momento tutto è ancora inspiegabile, anche se l'ipotesi dell'avvelenamento sembra ancora essere la più accreditata. Ma per avere risposte precise serviranno i risultati degli esami disposti dal medico legale, risultati che arriveranno tra un paio di mesi. Solo allora si potrà avere un quadro più preciso di quanto accaduto a Matteo. Continuiamo con la cronaca. Martedì prossimo a Pove del Grappa il funerale di Dorina, la mamma di 38 anni uccisa dal marito a martellate. Riposerà qui nel cimitero di Pove del Grappa Dorina Alla, la donna massacrata dal marito lo scorso 18 aprile. Il suo corpo sarà sepolto ai piedi del Grappa. Rimarrà per sempre in questo paese che l'ha saputa accogliere, ma che nulla ha potuto fare per salvarla da quel delitto efferato che si è consumato tra le mura domestiche. Il funerale della mamma 38enne di Pove è stato fissato per martedì prossimo alle 11 nel cimitero. La sorella che gli abitava vicino ha espresso subito, come con il sindaco, il desiderio e la richiesta di poterlo seppellire qui. C'è una bella delegazione di amici e parenti che arrivano un po' da tutta Italia, alcuni anche sono famiglie numerose, quindi alcuni dall'Inghilterra, un'altra sorella, altri dall'Albania hanno fatto la quarantena e adesso martedì ci sarà il funerale di questa povera donna. La comunità di Pove è ancora sconvolta da quanto accaduto. Si pensa ovviamente ai figli di Dorina, 13 e 9 anni, che tutti sperano di rivedere presto a scuola. La comunità ha superato il primo momento di dolore, la gente non ha dormito di notte sentendo questo. Poi il sindaco ha avuto subito l'intuito di fare una sottoscrizione per i ragazzi, stanno rispondendo benissimo e quindi la raccolta ha già superato in 2 giorni e mezzo praticamente oltre 20.000 euro, però ci stiamo muovendo anche come associazioni e altro, quindi la somma confidiamo che cresca in maniera esponenziale. 3 milioni di euro vinti in meno di 15 giorni dalla stessa persona con 2 giocate alla gratta e vinci, ma le 2 vittorie hanno sollevato i sospetti dell'autorità di vigilanza che ha così portato all'apertura di un'inchiesta a Verona nei confronti del vincitore milionario, un cittadino brasiliano di 40 anni. L'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Verona in seguito alla segnalazione scattata dall'unità di informazione bancaria della Banca d'Italia che ha allertato la Guardia di Finanza dopo che il 40enne aveva disposto un bonifico di 800.000 euro sul conto corrente in un istituto di credito brasiliano. Nel mirino degli investigatori anche un assegno circolare da 80 euro per una non meglio precisata donazione. Siamo a Venezia, allarme dalle imprese che lavorano per il Mose, non ci pagano e ora ci chiedono anche i soldi. È inaccettabile, così l'opera rischia di rimanere incompiuta e la laguna ne pagherà le conseguenze. Hanno continuato a lavorare senza essere pagate, si sono rese sempre disponibili ma ora dicono basta. Sono le 70 imprese con i loro 1.500 lavoratori circa che operano sul Mose e che oltre il danno ora subiscono anche la beffa. Il Consorzio Venezia Nuova ha chiesto alle imprese soldi per continuare la propria attività, quindi siamo al paradosso che non solo non veniamo pagati per i lavori che facciamo, ma ci viene chiesto di partecipare alle perdite. Il rischio è quello di buttare un'opera di 6 miliardi quando le soluzioni ci sarebbero.
far arrivare presto, subito, i soldi mancanti per completare l'opera. Abbiamo chiesto che questa cosa venga attivata immediatamente attraverso il provveditorato della dottoressa Zincone e abbiamo portato al tavolo anche soluzioni concrete. Abbiamo coinvolto delle banche in grado di fare prestiti ponte per superare lo stallo attuale. L'alternativa è l'opera che non viene completata, le imprese che saltano. Sono le uniche in grado di fare la salvaguardia della laguna, che sono opere fondamentali a completamento del Mose. In questo momento noi rischiamo che l'opera non venga finita, quindi sia sostanzialmente buttata, che la laguna non venga tutelata, che la città di Venezia non veda realizzata un'opera di salvaguardia della laguna. E il rischio concreto è quello che non ci sia più nessuno ad alzare le barriere. Forse non si alzeranno non per volontà delle imprese, ma proprio per impossibilità delle imprese, visto che non esisteranno più, dato che avanzano troppi soldi da troppo tempo. Salmistrari è diretto nel dire che serve l'intervento del governo. Io chiamo lo Stato a rispondere, a muoversi, a dare i soldi che ci sono. Ricordo ci sono 538 milioni di risparmi dei mutui che verranno forse stanziati nel prossimo CIPE. Bisogna ritornare a questa strana parola di sedersi attorno a un tavolo e decidere insieme come fare per il meglio dell'opera e, ripeto, per il meglio della città e della laguna di Venezia, perché l'opera è fondamentale per la sopravvivenza di Venezia. Dubito che i veneziani accettino ancora, dopo averlo provato, di mettersi gli stivali. E il fattore tempo è determinante. Il tempo appunto è determinante. Siamo a fine aprile, i primi di ottobre inizieranno le acque alte, bisogna metterci mano immediatamente, subito. Io spero che il CIPE del 5 maggio prossimo dia già un segnale, dando quei famosi 538 milioni al Magistrato alle Acque, al Provveditorato alle Opere Pubbliche, in modo che si parta con qualche cosa. Grandi Navi, si attendeva l'esito del voto dal Senato per questa settimana ed è arrivato il via libera al decreto legge. Via libera del Senato al DL Grandi Navi, con 168 sì, nessun no e 26 astenuti. Sono stati stabiliti due principi fondamentali. Il primo è la centralità del porto. Venezia senza il porto non è pensabile, quindi bisogna studiare un piano reale, efficace per garantire la strategicità anche nel futuro e quindi per garantire i posti di lavoro anche nel futuro. La seconda questione che abbiamo inserito come fondamentale è che il fenomeno del gigantismo navale non è pensabile a Venezia. Venezia e la sua laguna hanno una strategicità, un valore assoluto, una fragilità che va preservata e navi che sono più alte di grattacieli non possono entrare nella nostra laguna. Il decreto legge stabilisce anche che l'approdo definitivo delle navi a Venezia dovrà essere dunque progettato e realizzato fuori dalla laguna, con tre principi fondamentali che agiscano sull'impatto ambientale. La definizione di una classe Venezia per le navi. Non c'è un problema solo di dimensioni, c'è un problema anche di inquinamento, quindi di utilizzo di un certo tipo di carburante che non inquini i polmoni dei veneziani e anche di tutte le persone che ci passano. La seconda è la velocità delle decisioni. Mentre si studiano i progetti per il lungo periodo fuori dalla laguna, dobbiamo trovare una transizione che sia credibile al di là delle chiacchiere. Il porto va preservata la laguna e quindi le decisioni della transizione devono essere efficaci, credibili, condivise. La terza questione di fondo è che la commissione di valutazione che dovrà appunto studiare i progetti deve essere di altissimo livello scientifico, di altissimo livello nazionale e internazionale e coinvolgendo pienamente gli enti locali e le associazioni locali. Abbiamo stabilito poi il principio che non possono essere scavati nuovi canali. Ora il provvedimento passa all'esame della Camera. Ieri gli ultimi preparativi, oggi l'attesa riapertura dei cinema. Abbiamo raccolto le voci degli appassionati che non sono voluti mancare nel pomeriggio alla prima proiezione. Finalmente, noi abbiamo i nostri... certo. La vedete? Vediamo Corpus Christi. Santa Maria del Rovere, ore 14. Il Cinema Edera riapre le sue porte a lungo rimaste chiuse. Clienti affezionati, amici di vecchia data, giovani cinefili. Un gesto, quello di comprare il biglietto, che ha il sapore di una liberazione. Volevamo essere qui al primo spettacolo. Mi è mancata da morire. Madonna, le ore lui. Sì, cara, dai. Abbiamo avuto nostalgia del cinema, non solo di questo cinema, del cinema. Io sono in un'ora in anticipo per lo spettacolo, quindi sì, sono molto pronto. Non vediamo l'ora.
Vengo a vedere No Man Land e domani vado a vedere l'altro. Siamo felici di poter ricominciare e le premesse sono molto buone perché abbiamo molta richiesta. Le persone che sono presentate, quelli che hanno chiamato, erano ansiosi di ricominciare, quindi partiamo sotto i migliori auspici. Ho voluto essere tra i primi, la cosa che mi è mancata di più. Attendeva con ansia. Con ansia. Domani vado a fare il vaccino, la speranza è di continuare a ritornare al cinema. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Benvenuti al Meteo. Prevale ancora una circolazione ciclonica sul nostro paese. Nella giornata di venerdì 30 aprile al nord-est il tempo sarà decisamente variabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto variabile e infatti avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulle zone montane e pedemontane maggiore probabilità di precipitazioni. Col passare delle ore poi non si escludono dei fenomeni un po' su tutta la nostra regione. Temperature comunque in ripresa e clima gradevole, minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra i 14 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, schiarite più ampie al mattino, a seguire il cielo tenderà a coprirsi con localmente anche qualche acquazzone. Temperature minime tra i 13 e i 14 gradi, valori massimi invece tra i 17 e i 19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui piogge diffuse ovunque, saranno possibili però delle parentesi più asciutte. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.